Ecco, io lo voglio bene come un fratello veramente, anzi sei mio fratello. Quindi io ti chiamo sempre su una grande canzone di Guevara. Innamorati di te. Va bene? Io il ritornello. Facciamo un applauso a Luigi tutti insieme. Tutta di chiare di luna. Io non si chiude. Come triste di un bello. Bravo, sei molto migliorato, ti vedo molto migliorato, attenzione, stai studiando, Stai studiando un re da fra uno, grande musicista, maestro Vincenzo Campagnoli, facciamo un grande applauso, è un grande maestro, il mio maestro. Poi adesso ho preso il grande potente, ma posso Gennaro Carbone, applauso al grande maestro Gennaro Carbone. Così il carbone non ce ne vedi due. Adesso tu quando piangi e piangi da cosa fa? Aspetta, come me l'aura sarà bella così.
Io però questo finale e questa serata volevo ringraziare la signora, i proprietari, il suo socio, i colleghi, grandi amici di mio padre, veramente io qua sono venuti perché vi voglio bene. Magari ci vediamo nel futuro con il mio complesso e ci divertiamo un po' di più. Ma adesso io voglio chiudere questa serata, prima di cantare questo pezzo insieme, voglio dire due parole a questo stupendo pubblico, perché il pubblico devono capire certi artisti che è la cosa più importante per un cantante. Senza di loro noi non esistiamo. Grazie a loro che noi andiamo avanti, grazie a voi veramente. Io, vedete, sono emozionatissimo quando mi dice uno, voglio dire a me che parli, ma cresciuti, siamo cresciuti, faccio vuoto, faccio cose. Ormai ne ho viste di tutti i colori, gente che non conoscevo e mi hanno detto che erano amici di mio padre. L'ho scoperto dopo la sua morte, gente che io non conoscevo che mi dicono voglio questa canzone padre da dalle morte, io dico di no, perché ci sono canzoni che conoscete più voi che io. Infatti sto studiando nuove canzoni di mio padre, perché le canzoni di mio padre ne ha fatte a milioni. Ogni artista che oggi canta la canzone di Mario Melo. Non c'è un artista che non canta una canzone di mio padre. Però vi posso dire una cosa, e si può dire, me lo dice il sangue di mio padre. L'unico re di Mario Melo si chiama Mario Melo e nessuno di più. Questo lo dovete capire. E vedete da qualcuno dice sono la rete, non dico neanche io. Io sono figlio di un papà, mi ha fatto studiare, mi ha portato avanti, perché se papà riceveva non sapeva andare. Oggi, con tutto rispetto, con pasticcere, con le maniche, chi faceva niente perché anche quello è un degno lavoro. Il cantante è una professione seria. Io a Luigi, il primo giorno che l'ho incontrato, tu di una bella vocese, studia, perché è peccato che ti fanno cantare a Roma e Vaga. Guaglione, diceva papà vicino a me, tu la cantare quando si vestiti a pronto. Tu anche solo a giacca coppa te, con la sola camicia gentile. Un applauso a Luigi. Io porterò i vostri applausi in America quando ci do venerdì. E sicuramente mi mancherete tantissimo. La signora mi ha chiesto fate Zamperone, Zamperone ecco c'è una storia. Quando mio padre stava all'ospedale di Castellammare, io prima di che mio padre entrasse in coma ci ho parlato tutti i giorni. Papà, ma tu non te lo puoi dire.
Papà, no, tu Zappadore non la può fare proprio. Zappadore la può fare uno solo, e Mario Melo che sta facendo tutti i muri ma no. Perché chi ha fatto capace Zappadore, sta ricordando il cervello. Di Mario Melo e Zappadore ce n'è uno solo e nessuno più. Chi quando avevo le a favore di fare Zappadore ma chi c'ha la cassetta che serve uguale, perché si condannato ma fa ridere, non mi fa chiacchiere. Come dicevo la stessa cosa. Vogliono tutti andare a parlare, poi Zappadore ci vuole 50 anni di stile, c'è la maschera, c'è la presenza, cioè, capito? Bravo Gennaro, bravo! E adesso io vi lascio con una canzone indimenticabile che è nella storia di Mario Melo. Stasera da Gianni da tanto Dio,